Mattarella. Siamo vicini, siamo già vicini. Ecco, però vedete che Valeria Fedeli fa un chiaro segno, no, avete sbagliato, e magari il nostro contavoti è indietro, però non siamo sicuramente ancora a quota 505. Allora colleghi, andiamo avanti. Rodotà. Bianca. Mattarella S puntato. Bianca. Imposimato. Ferdinando Imposimato. Sergio Mattarella. Sergio Mattarella. Mattarella. Ferdinando Imposimato. Mattarella. Bianca. Mattarella S puntato. Sergio Mattarella. 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 Imposimato F puntato. Imposimato. Mattarella S puntato. Mattarella S puntato. Qui ci siamo vicinissimi. Imposimato. Ferdinando Imposimato. Onorevole Mattarella. Sergio Mattarella. Ora sì. Ora ci siamo. Se ce l'abbiamo mostriamo l'immagine di Sergio Mattarella, il nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Andiamo sull'applauso corale che arriva dall'emiciclo della Camera dei Deputati, dove si svolge per la quarta votazione l'Assemblea dei grandi elettori. Questi sono gli abbracci nel gruppo dirigente del PD che ha portato a compimento l'operazione Mattarella. Dovremmo avere altre fonti di audio. Comunque stiamo seguendo le immagini di questo momento culminante. L'audio, per cortesia, ripeto, ce l'abbiamo da 3 fonti diverse, quindi dovremmo avercelo. Possiamo vedere se sulla nostra assegnazione c'è l'audio, gentilmente, grazie. Questo è il momento culminante, quello dell'elezione del Presidente. Ecco, vediamo che anche Giorgio Napolitano è nell'emiciclo ad applaudire, dietro di lui il sottosegretario e con delega agli affari europei Sandro Gozzi. C'è un lunghissimo applauso nei confronti del nuovo Presidente della Repubblica. Posso vedere? Oh, grazie. Applausi dai settori del nuovo centrodestra, ma l'applauso è corale, bisogna dire. Adesso si uniscono anche le ali della Camera, in cui sono i gruppi che non hanno votato per il nuovo Presidente della Repubblica. Leggiamo un filo di commozione anche sul volto del predecessore di Sergio Mattarella, Giorgio Napolitano. L'applauso anche, vedete, del duo delle colombe del nuovo centrodestra, che ha anticipato già ieri sera l'orientamento favorevole del partito di Alfano alla candidatura di Mattarella. Qui siamo ancora nella zona del Partito Democratico, ovviamente è il gruppo più forte. Vedete Lotti, vedete un po' tutti gli esponenti, tantissimi esponenti del Partito Democratico, e poi via via nel resto dell'emiciclo. Sono pochi quelli, e qui li trovate, sono 5 Stelle questi, che non applaudono o non continuano ad applaudire. Questi già come Bernini, Forza Italia, quelli che avete visto. E adesso, dopo quasi 4 minuti di applausi che non accennano a terminare, Laura Boldrini, Valeria Fedeli paiono intenzionate a riprendere
lo scrutinio dei voti. Qui siamo, come vedete, dalle parti di Forza Italia, e dove c'è qualche sguardo anche Continuiamo teso, con lo come spoglio. Mattarella,